Tra qualche giorno all'ospedale di Portogruaro la diagnosi di tumore alla prostata, biopsia, sarà ancora più precisa ed accurata e permetterà una cura a misura di paziente. Potrà essere effettuata non solo in sala operatoria, ma in regime ambulatoriale con notevoli benefici per l'utente. La novità è frutto di un felice connubio tra pubblico e privato, ossia una donazione di 20.000 euro da parte di Banca Prealpi San Biagio all'ULSS 4 Veneto Orientale. Sì, è un bel segnale perché una banca di credito cooperativo, che è una banca che per sua natura sta nel territorio, da sempre vicina, devo dire, all'azienda e all'ospedale di Portogruaro in particolare, ci dona questa somma che consente di attivare una modalità operativa che prima non avevamo. Saremo primi in Veneto. Ecco, ma al di là di questo è, diciamo, un ulteriore segnale di vicinanza del territorio alle nostre strutture e ai nostri professionisti, ed è anche un modo per riconoscere la capacità e la professionalità che i nostri uomini mettono in campo, uomini e donne mettono in campo tutti i giorni in ospedale e nel territorio e in azienda in generale. Qual è la novità? Le biopsie si fanno da anni, questo sistema garantisce la possibilità di fare una diagnosi precoce, di fare una diagnosi molto precisa dal punto di vista della malattia, perché riesce a fondere delle immagini di alcune della risonanza magnetica, che è un esame indispensabile poi per l'esecuzione, con l'operatività in tempo reale dell'esecuzione della biopsia. È il frutto dei risultati che si raggiungono qui nel territorio, quindi la nostra mission è proprio quella di ridistribuire le risorse che vengono, dopo aver spesato tutti i costi, vengono emesse nei confronti delle associazioni piuttosto che delle iniziative del territorio. Quella dell'ospedale naturalmente è un settore primario che noi riteniamo molto importante. E quest'anno e l'anno scorso abbiamo avuto un riscontro, diciamo così, effettivo di quello che è l'importanza della salute.